Credo che sia un grande evento per il paese di Bonacato e sono contento di condividerlo con tanti amici dei cori limitrofi che non so, Alessandro Cappe, Riccardo Zintola, Sandro Cori, insomma, vediamo che Rossana Curti, che è la direttrice del coro femminile. Vi auguriamo innanzitutto di trascorrere 2 ore serene e felici per una chiacchierata, prendiamola così. Devi parlerà un po' del suo repertorio e del nostro canto. Quindi vi auguro una buona serata. Mi timorisce molto questa battaglia. Ho detto prima che possiamo portare qualche armamentario di fomissa. Comunque grazie per questa sensibilità e questa eleganza che è tutta vostra, questa delicatezza. Stamattina noi siamo partiti stanotte, abbiamo qualche occhio assonnato, però siamo felici di essere qua. Non siamo avvezzi a questo vento, a questo spazio, a questo cielo. Per noi ci sono ombre nella sera, invece qua voi avete l'infinito e volumi diversi. Avete perfino maturato le ciliegie che da noi sono in ritardo. Stamattina, quando Michele mi ha dato il benvenuto mentre stavamo salendo da Cagliari, mi ha fatto una domanda con la sua sincerità e mi è piaciuta molto. E dopo ve la dico. Prima Alessandro Cappe, maestro, lui mi ha fatto un'altra domanda e mi è piaciuta molto perché è la sincerità vostra. Cappe mi ha detto: cosa stai facendo? Stai ancora rovinando i tuoi canti vecchi? E io ho detto: sì, li sto ancora rovinando, devo dire che li sto cambiando. E stamattina invece Michele mi ha detto: quando canti Signore delle Cime e c'è il nostro amico, il nostro fratello, cosa fai? Ed era una domanda intelligente e un po' subdola anche, perché verrebbe, quando si canta, il nostro amico, il nostro fratello, ed è un barbarismo, è un'ingenuità. Io gli ho risposto: sì, fa anche Verdi, quando canta e l'hanno verdiano, e non dimentichiamolo. L'Italia non lo considera, il continente non considera Verdi, però ne parleremo qua un po' dopo. E dico: sì, hai ragione, che viene il nostro amico, il nostro fratello, perché ho messo una sillaba che è fuori luogo. La melodia ha un ritmo e un accento, mentre la parola ha un ritmo e un accento diversi. E lui dice: io faccio il nostro amico, nostro fratello. E dico: va bene, fai quello che vuoi, perché tu non canti la terza strofa, perché gira anche la terza strofa e non è mia, è di un caro amico che adesso è andato nell'infinito, ma ogni tanto sento anche intonare la terza strofa e adesso sono una specie di polemica. Cosa vuol dire? Ho usato il termine barbarismo, che è un'ingenuità. Pensate che nel Don Carlo di Verdi c'è il vecchio che giù sta venendo mattina, sa che la moglie va con suo figlio, cioè non è innamorata di lui, ma è innamorata del figlio, e dice: dormirò sol nel manto mio regalo. E dormirò sol viene così: dormirò sol, perciò non è più dormirò, che è una parola tronca, ma viene dormirò con la melodia, ed è una parola sdrucciola, diventa una melodia sdrucciola. E stamattina la provocazione di Michele mi è piaciuta, perché ho detto: sì, effettivamente anche noi cantiamo e trascuriamo l'importanza degli accenti sulle parole. Perché questa sottigliezza? Perché è tempo che noi prendiamo coscienza di tutto.
Io dico sempre che quando morirò mi faranno il dispetto di cantarmi quando bussero alla tua porta, perché sapete che anche lì è un barbarismo, anche quello ha provato tanta strada, sa perché quando si muore si fa tanta strada, anche la Madonna adesso, Santa Maria del Cammino, sembra una peripatetica poveretta, ecco, perché cantano anche quelle cose di sono cose orrende, ma tralasciando, io sono credente, ma quando trovo musica e parole orrende sottolineo, come stamattina Michele ha sottolineato questo mio errore giovanile che riguarda il Signore del Messina, come Alessandro Catte prima mi ha detto stai rovinando allora i tuoi canti, che vuol dire? Che li sto aggiornando. Aggiornare non vuol dire cambiare, vuol dire cercare un'espressione nuova che tenga conto di ciò che vogliono ora i cori. Cosa vogliono i cori? Mi piace ricordare una frase di Goethe. Goethe era tormentato da una contessa, abitava a Weimar, era già un nome del romanticismo che nasceva, e era tormentato da una contessa, da von Stein, e una notte ha detto io sono troppo celebre qui a Weimar, ed è scappato dalla contessa von Stein, è scappato anche da Weimar e ha cominciato il primo viaggio in Italia, e in Italia era abbastanza conosciuto, però non sufficientemente secondo lui, e ha detto una frase bellissima: più si è conosciuti nel piccolo spazio di vita, cioè nella propria terra, adesso dicono territorio, a me non piace dire territorio perché da noi dicono territorio sempre i politici, cioè più si è conosciuti nello spazio di vita, più si diventa universali. Questo vale anche per voi di Sardegna, perché il vostro canto è un canto talmente particolare, quello originale, che è poco conosciuto fuori, e abbiamo addirittura un po' di, potremmo dire, diffidenza verso le espressioni sarde. Invece più è diffuso qui, potrebbe essere diffuso anche oltre il mare, quello che voi chiamate continente, ma noi chiamiamolo pure oltre il mare, in altri luoghi. E credetemi, tutto ciò che viene dalla Sardegna da noi è visto in un modo, adesso non offendetevi, è visto in un modo talmente offensivo e risibile che diventa folklore, ma dico folklore, ma folklore vuol dire sapienza di popolo, ma diventa folklore quasi il divertimento. Quando arrivano i gruppi che cantano meravigliosamente su Concordo, arrivano e cantano, di solito, pensate, non vengono presi come dei narratori, ma vengono presi come delle espressioni sì, locali da trascurare, quasi una curiosità. Invece è una narrazione, è un dramma. Addirittura io dico che grazie a Deledda, quando ha scritto i suoi libri terribili, le sue storie tremende, oscure, ha inventato una poesia particolare della Sardegna e noi la conosciamo poco. Questo aspetto, che è proprio propriamente vostro, intimamente vostro, fortemente vostro, quando viene portato fuori non è preso nella giusta considerazione, viene preso un po' alla leggera, quasi se fosse una espressione di gente che non ha la cultura della propria terra, del proprio luogo di vita. E questo è terribile. Addirittura in televisione, quando arrivano, adesso un po' meno, ma quando arrivavano dei gruppi vostri, 5-6 uomini che cantavano, nessuno diceva cosa cantavano. Si sentiva soltanto l'armonia, un po' di melodia sopra, quella che nasce dalle vostre armonie. Non ho mai sentito le launetas, per esempio, da noi, e invece portano giù le zampogne dalla Scozia, e invece le abbiamo qua le armonie, i portoni, sono nati qua. Perciò è giusto pensare che
un'espressione come la vostra debba essere trasportata fuori e amata per quello che è e capace anche di generare delle prosecuzioni. Qui abbiamo Catte, ne abbiamo Michele e sono compositori. Cosa compongono? Ci sono altri compositori qui stasera. Cosa compongono? Non compongono canto popolare. Guardate che quando noi sentiamo i vostri gruppi che cantano, non è canto popolare, è canto polivocale, è espressione polivocale, è un'espressione corale. Mentre noi ci riempiamo la bocca di canto popolare, addirittura c'è qualcuno che dice io con mio coro che faccio musica popolare. Non è vero, assolutamente. È musica polivocale, è musica corale, ma non popolare. Il canto vero popolare è quello che sta dentro uno spazio intimo. Faccio un esempio padano, della pianura padana, per carità, non dico padano, altrimenti sapete cosa si va a venire a pensare, no? Quindi io dico, le mondine delle risaie, delle percetese, quando cantavano, quello era il canto popolare, autentico. Ma quando un gruppo, sempre da quelle parti, ha preso i canti delle mondine e li ha trasformati in canti corali, non è più canto popolare, è canto polivocale e musica colta. Musica colta. Perciò noi dovremmo stabilire e anche distinguere i generi. Musica che viene dalle espressioni popolari, musica corale, di che genere? Di ispirazione popolare, che vogliamo, beh, musica polivocale che narra la vita. Poi c'è la musica operistica, i cori d'opera, la musica romantica, perciò le espressioni di Brahms, di Schubert, di Schumann, del tardo Ottocento e del primo Novecento. Poi c'è la musica del Settecento, cioè l'espressione barocca, e prima c'è il tardo Rinascimento e la musica del Rinascimento, cioè tutta la polifonia rinascimentale, che non è proprio il Rinascimento, diciamo che è un tardo medioevo. Ecco, è tempo che si esca da queste definizioni che sono controproducenti, sono definizioni che nuociono al nostro lavoro. Se noi non abbiamo più i ricambi, a parte che guardate, questi ragazzi qua, prima c'è stato un amico che sono andato a sedere dentro e ho detto no, lasciali qua, sono loro la speranza, loro con i loro capelli nuovi, addirittura hanno vestiti, non li vedo adesso, però sono pronti a infilare le perle con i capelli così, e sono loro il futuro, perché vedete dietro, quando nel coro arriva un ragazzo, vedetelo davanti, non dietro a fare la gavetta. Perciò se noi rischiamo di perdere il rischio di invecchiare troppo, dobbiamo pensare che l'aggiornamento, come diceva Alessandro Catte, stai rovinando i tuoi canti, sì, sto rovinando i miei canti, in quel modo mi sto aggiornando, perché in questo modo sono sicuro che arriveranno altre voci in cerca di qualche novità e non teniamo